È Gianmarco Falasca, classe 1993, centrocampista centrale che arriva dalla Lupa Castelli in Lega Pro, l'ultimo acquisto in ordine di tempo della Nuorese che sta lavorando per allestire una formazione in grado di ben figurare nel prossimo campionato di Serie D. Falasca è cresciuto nelle giovanili della Roma con cui ha vinto gli scudetti con le formazioni Allevi e Primavera, ottenendo poi anche 2 titoli nazionali con la Primavera di Inter e Lazio. Si tratta di un talento che dovrebbe dare tempi di gioco al centrocampo verde-azzurro. Lo scorso anno Falasca ha giocato nell'Olbia, un acquisto che fa pensare ad una nuorese che non si accontenterà di giocare solo per la salvezza in un campionato che almeno per il momento non sembra avere una squadra in grado di dominarlo. La società verde-azzurra ha anche ingaggiato l'attaccante franco-senegalese Frédéric Mendy, classe 1997, che si è laureato campione d'Italia con la Berretti del Cittadella. Arriva alla Nuorese anche l'attaccante Pietro Marras, classe 1992, originario di Lula lo scorso anno al Posada, ma che vanta un passato in Serie D a Isernia. Sono in corso le trattative per la conferma dei centrocampisti Daniele Bianchi e Alessandro Cadau. Molti nomi accostati in queste ore alla Nuorese, dal trequartista Daniele Molino, ex Olbia, al centrocampista Davide Carrus, ex Bari e Bologna, all'esterno destro Giuseppe Arvia, ai difensori Alberto Melis, ex Cagliari, e Vincenzo Scognamiglio, ma anche Andrea Peana, ex Olbia, e Federico Boi, ex Nuorese. Questa settimana sarà importante per aggiungere qualche altro tassello per completare l'organico in vista del ritiro che si svolgerà a Nuoro a fine luglio.